Ho appena letto su un articolo addirittura che il presidente della Camera Fico ha detto, con giusta ragione, per quello che sostiene De Magistris, ha detto è impossibile che venga montato un palco, che poi non era un palco ma una pedana, un palco a Piazza del Plebiscito senza che nessuno controlli. Il problema è che lo sapevano tutti e quindi stanno cercando di occultare una cosa che sapevano e conoscevano tutti. Vabbè, tra una manciata di ore saprete tutta la verità, perché ho tutta la documentazione per poter testimoniare che purtroppo a malincuore devo dire che il sindaco e tutte le altre responsabili di questa cosa sapevano benissimo di questa mia festa, diciamo, questo flash mob dedicato a mia moglie. Mi dispiace leggere queste cose, ma purtroppo c'è in ballo la mia vita, la mia faccia, il mio nome, quello di mia moglie, che si chiama Immacolata Rispoli, oggi si chiama Immacolata Colombo, perché è la mia sposa, c'ha un nome e un cognome fortunatamente, e tutti quelli che non rispetteranno questa cosa quasi naturale e la chiameranno in altri modi saranno querelati tutti, assolutamente. Quindi mi fa del male sapere che l'Italia intera si è fermata per un matrimonio per due che si amano. L'Italia intera dovrebbe fermarsi per cose importanti. Ci sono un sacco di cose importanti, ci sono moltissime cose importanti, ma nessuno ne parla, cose che bisogna risolvere, no due che si amano bisogna elogiarli.